Lo slogan è Dona vita, dona sangue. Nel territorio dell'Ulse di Belluno calza a pennello non solo per il numero di donazioni, ma anche per la consistente pattuglia di donatori che sono sempre più giovani grazie a una campagna costante ed efficace svolta nelle scuole. Con oltre 14.000 donazioni nel 2023 fra sangue intero e plasma, la realtà può definirsi ben radicata, al punto che il numero è più che sufficiente non solo per il bellunese, ma anche per altre realtà del Veneto e della Sardegna. La Sardegna ha tantissimi donatori, però ha tantissimi malati di anemia mediterranea, di talassemia, quindi ci sono alcuni ospedali che hanno 500 pazienti che necessitano di trasfusioni settimanali. Attualmente noi siamo l'unica realtà in Regione Veneto che supporta la Regione Sardegna, quindi diciamo anche per una questione di facilità organizzativa lo facciamo solo noi. I primi mesi del 2024 confermano il positivo andamento delle donazioni, che sono sovrapponibili a quelle dell'anno precedente. Alla medicina trasfusionale dal 2010 si opera per trattare emocomponenti ad uso non trasfusionale per diverse patologie e in altrettanti ambiti: ortopedico, dermatologico e oculistico, oltre a svolgere attività clinica e di ricerca in collaborazione con l'Università di Padova. Fondamentale l'azione sinergica fra sanità e volontariato. La donazione di sangue veramente è proprio l'esempio di quanto sia importante il lavoro di squadra, l'integrazione tra il pubblico, in questo caso appunto il mondo del volontariato. È così che possiamo dare risposte veramente efficienti ed efficaci alla nostra gente. Oggi, in occasione della presentazione dei dati pubblicati per la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, nel quartier generale dell'azienda sanitaria bellunese sono intervenuti anche il vicepresidente della BVS di Belluno e il presidente dell'Associazione Feltrina Donatori, che possono contare complessivamente su quasi 80 sezioni. Cresce il numero di prime donazioni grazie all'impegno costante sul territorio e alla vicinanza ai giovani. Nel Feltrino sono oltre un centinaio quelli in attesa della prima visita di idoneità.